Guardati cosa che mi tocca fare. Cosa ti tocca fare? Ciao Parsifal, cosa che mi tocca fare? A volta serenare che una femmina, ecco cosa che mi tocca fare. A proposito, sì, cosa fai tu qua, pagliazzo? Sono passato di grado. Sì, degrado alcolico. No, sono diventato sommelier de corpo. Avevo sempre saputo che eri un bravo somaro. Somaro te sarai ti, che non ti insegna anche come dare che io una cosa. Non nessun problema mio è andare che trio. Il problema è quando chi si gira Che pensa il tuo amico Parsifal a insegnarti? Sì, proprio ti. Che fino a 2 giorni fa ti sapevi neanche come era fatta una donna. Oh, avevo imparato in Brescia e sui MP. Cosa hai voluto dire? E finché dite ogni volta a Copar Draghi che a cavare su spalle e il sottoscritto il segato l'anno amorosa. Sì, vai, come avete fatto? Ma a dire la verità sarebbe staiega se mi cercai. Però avevo capito massa tardi che si aveva messo insieme con me per fare rispetto, no? E chi c'era sto? Mi! Però adesso devo imparare la lezione e poi servirti dei miei servizi. Va bene, i bagigi mai o dopo. Intanto dimmi come che posso far con gustare sta femmina. Ora, ascoltami qua. Sì. Prima lezione. Ricordati che le donne dicevano cose, per cui ti chiede da durarle sempre. E per far questo ti chiede da lottare anche a bugie. Se a bugie sei del tipo mamma mia quanto bella che ti sia ancora, le crede senza pensare che su 2 volte. Seconda lezione. Ricordati che le donne le tieni a sotterra e a sua casa, per cui ti chiede da durarle sempre. E per far questo ti chiede da lottare anche a bugie. Se a bugie sei del tipo e lì dai mai paura, mai visto posto così da bello, e che crede senza pensare su 2 volte. Terza e ultima lezione. Ricordati che le donne le tieni un legame solido, per cui ti chiede da durarle e per far questo ti chiede da contare anche bugie. Se a bugia sei del tipo amore, resterò con te per tutta la vita, lei crede senza pensare su 2 volte. Ciao. Ma per risparmiare tempo, potrei dire ciao, che è una bella casa, mi piacerebbe vivere per sempre. Me la vendito. Ma cosa che tu capio? Mettete su un cantone, vediamo se arriva una cosa. Parlami, parla. Buonasera. Ja? Oh, un'alemanna. Sì, un pane, quale mai? Alemanna intesa come teutonica. Sì, una bella teutonica. Teutonica intesa come tedesca. Quanti epiteti per dire nome mia terra? Lei conosce il nome mia terra di Germania? A 6 posti che preferisco. E poi non ho mai visto donna più bondeia e questo dolce profumo di colonia. Che gentile! A poter invitarla a fare un girino sulla mia berlino blu a Torre Hamburgo. Qual è il suo nome? E a me chiama pure Franco Forte. Franco! E una stoccarda megalio becca il cuore. Che poeta! Kassel, avevo fatto le professionali a Lipsia. Uno scienziato? Sì, e mi prema di rivederla ancora e per tutti gli Hannover futuri. Stasera nein, ma domani magari ancora qui. Tu visto? Che bel topo del Monaco di Baviera! Sì, ma tu capire cosa che te hai a fare. Sì, magari capivo, ma mi non somiglia tutte le robe tutti. Ma da quale robe parli? Sì, della Colonia, della Brema, dopo si arriva a quell'altro, quello forte, Franco, mio, non sono perso. Bologna, Brema, Francoforte, non c'è altro che nomi di città tedesche da dove arrivava, cosa no? Ecco perché era così interessante. Ti ho detto che le donne sei campaniliste. Campaniliste? Potuto dire che mi piace fare più giochetti da poco. Ma cosa che tu capio?
E ho detto che sei campaniste perché sei talmente da il posto dove sei nata che basta nominarlo e te conquisti, no? Vabbè, ma io non conosco mica la caligrafia. La geografia è lo studio della terra. Appunto, mi per studiare la terra, ho fatto i cali e comunque non la conosco. Ciao, ascolta, ciao qua. Cosa sei? Questo qua è un Atlante che ti può dare a studiare? Vabbè, provo subito, vediamo se arriva qualcuno. No, prima ti ho detto che sei spostati. studiato. Signora? Oui? Uvi, allez, mai la signora? Mademoiselle, merci. Beh, intanto Marsa sarà Ela. E senti che stussa di son de Marsiglia. Parbleu, a me mi pare che stia diventando Bordeaux, Verdun e Lille. Cosa si è fatto? Le canne? Qu'est-ce que... Sì, per forza le casche. Non vedi mia che razza di carcassonne che ha. Invece di fumarsi con le robassi là, non so, la fa un po' di ginnastica, una corsica. Non vedi mia come che si è ridotta. Toulon sopra e grasso sotto. Pluto! Sì, Pluto e Topolino e la mezzo le mani, che sennò diventa un leone. Carlo! Sì. Carlo! Sì, Carlo Forte, Carlo Forte. Se adesso moroso sarà a Monte Carlo, devo mettere che le rente a testa e con un bel tocco di buona poppa giunta. E la certezza in calma che non vederia un Besançon né di notte né di giorno, figuremmoci nel Limoges. Maintenant! Sì, la semana la mentina, anzi una mentone che l'aveva un fiato. A proposito, forse mi pare di averla già vista. Forse de deux lampions finché si calè l'Orléans delle cotole, Brutta trois. Vous avez beaucoup de problèmes! Sì, anche lei ha una bocca che la fa una prostata. E l'unica soluzione ai suoi problemi è che ha la luce. Sì, Marco, e mandala a luce. Perché se era da stare. Scommetto che lei aveva catasera. A tessina disperazione oggi. Oh, non ho fatto altro che leggere i nomi dei posti dove era nata, Sì, Carcassonne, Cannes, Troyes, vedi? Oh, la tua è nata da un'altra parte. Mica sono Atlante, vai. Speriamo che arriva una cosa strana, così ti faccio vedere mica come funziona in italiano. Mettete a guarda il parola. Signorina, buonasera, sono Parsifal, cavaliere al suo servizio. E mi son Gioia. Oh, gioia del colle. Sì, le mie origini le vien proprio là. E quale benevento le ha portato? Trovare mia cugina Ginevra. Lo immaginavo. Zaro e a te noto, ti deriva, te guarda il Tokyo bello e il mio sangue si gela ante le Venezia. Che parole dolci. Come un brindisi di Massaia. E te prego, accetta di venire con me su un'isola vicentina. Di stendersi su un prato e pescare a chiedi. Che invito galante. Chi ti ispiri le mie lodi, o mia biella, e oramai te tiene il mio cuore in mano. Ma va un dubbio, un cuneo se trappani con me, in mia compotenza. O daremo rivedersi di nuovo, o la mia anima sarà macerata e trieste. Ne Bassano, e dammi buone nuove. Come potrei rifiutare una simile proposta? Sì, o mia crema, la mia anima si muove a te finché saremo assisi ad altissimo. Usare il nostro futuro insieme. Dove te sarai la chioggia dei miei figli, non vai appena anche massa. Oh sì, potremo vedersi domani. Tieni sto fazzoletto impegno d'amore. Se soave potersi rivedere ancora. E intanto gustare tu a Roma. Che tu visto? Sì, beh, posso fare il manco della Taianta, anche a me la conosco un sacco di posti qua intorno. Sì, ma non è mica sufficiente, bisogna che ti sappia anche a metterli insieme. E qui ho già il manco. E ora dimostrami, guarda, sta arrivando un'altra tipa, e anche questa è strana. Mi piace il tipo per lo spazio. Via, via. Oh, Sulmona! Prego, starò sbagliando persona, mi
diciamo Emilia. Emilia? Allez, Romagna! Ma cosa dici? Voglio dire che se anche la colognola, il colle e l'occhio di bue, potremmo unire il suo muso belluno, una fina peschiera dei musi, la far merendore senza inciampo chiavari. Ma come ti permetti, Tom? Oh, sta calma Cremona, che sono un tipo a piovino mie. E poi guardandomi a bene, qui non veniria neanche a ecco, che mi fa schio, tutta piante la fugassa, anche massa. Ti fa su schio. Sì, e Mila no che non gli veniria neanche se la spezia il cuore più duro, assomiglia di tonto. Non vedi anche pena che la sia assisi che spuntano al dubbio della siena. Cosa? Ne ripeti, Tom? Ah, ma ti tiene anche la memoria cortina da un pezzo, Solo un grossetto orbetello potrebbe affrontare uno scorfano così altissimo. Guarda che così ti offendi tutto il genere femminile. Sì, in genere noi altre femmine ne fai schiavon, ne metti il cornedo e vai a gambellare a far suo sangue e noi altri bonomini non ne resta che nare a pugnero creasse. Subito da re a denunciare l'offesa. Come, ma io così, de sora e anche de sotto, continuo a far chiasso che con tutto sto parlati e il fiano te va in caldoglio te alsiero la lingua. Non la finirà qua. Villano! Sì, e sì. ci rivedremo. Tre sì e un no, che ormai so viso e mi giri marano. Saranno camassa se riuscirò a cavarsene da me la tua bolfetta cassola. Ma te sei fuori di testa. Oh, se non te ne abbiamo dura subito, quando ci maridai ti metti più in testa, Sì, è così visto che mai nessuno arriverà a sposarti. Chi lo sarò? C'è un termine all'otto? Oh, Cassa, vorrò proprio vedere quando che toccherà con Ginevra. Sì, ciò, a proposito di Ginevra, poi tu lasciarmi la taglianta. A te asso gli Atlante e te asso anche a Misetto. Vabbè. E studia che te ne hai bisogno. Grazie. A proposito, Parsifal, dove sei? Sconta a Ginevra. In Svizzera non si è mai mosso da A sua anche fortuna, la Svizzera se mi è tanto grande dovrei mettere tanto a conoscerla. Artemio! Finalmente ti trovo! Sono giorni che cerco di ricordarmi di dirti che ho una roba importante da darti! Guarda, mi sono fatto farsi il groppo e il fazzoletto! E perché ti sito fatto il groppo ai fazzoletti? Ma appunto per ricordarmi di dirti che ho una roba importante da darti! E che roba seria! E non mi ricordo mia! E il groppo mi sono fatto per ricordarmi di dirti che avevo una roba importante da darti e questo come te vedi, me lo so ricordare! Se te volevi anche che mi ricordasse qual è la roba importante che avevo da dare, bisognava che mi fosse fatto un altro groppo sul fazzoletto, ma come ti vedi, avevo fazzoletto solo. Sì, cioè, ma che la bossa lì? Porco qua! Ecco cosa che era la roba importante che avevo da darti. Cioè, ma sei io bianco o nero? Non sei il momento di parlare calcio. Artù, questa è una potentissima pozione. Magica! Che cosa serve? Non mi ricordo mia! L'avevo fatta ancora agli inizi della mia carriera di mago prima di perdere la memoria. Ma ti potrà sicuramente essere utile. No, tienila e pagane con uso. Va bene, grazie Merlino, anche se sono sicuro di conquistare Ginevra solo con la mia testina. Averne di teste come la tua! Ah, son forte, pensa che ho appena finito di fare un puzzle in soli 3 mesi. Di quanti tocchi c'erano? Su mia di mia contami, però te le scatole era scritto da 3 a 5 anni!